insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tutto più miel dopran furlan, non sta pierditi mamma, non sta là lontan lontan, sta fer chiacchia la mamma, tutto più miel dopran furlan, non sta pierditi mamma, non sta là lontan lontan, sta fer chiacchia la mamma, e non sta là lontan lontan, sta fer chiacchia la mamma. Mandi frus, io o ai non Daria. Queste e gliela me chiasute. Io sono qua per presentaus Maman, una trasmissione tutte per Furlan, non dome per voi altri sfruttins, ma anche per i vostri fameis. Ogni vinars su Telefriuli o podares gioia e chianta con me. Impara filistrocchis e contis per Furlan. O conosceres tanti personaggi simpatici dal panorama culturale Furlan. Ah, lui ha le vigli, il gnoglia tutto. E voi così ben che ogni dì feveli come che fosse un gnocchiare a me. O podares anche imparare per aulis in altri slenghis, tal canton des 99 per aulis, imparare proverbis, mus di di, canzons, tutti spar Furlan. Mi raccomandi, non stai a piardisi anche il mio cartone animato preferito, o menus, tu là che tutti i pipinos a fevelin par Furlan e avvivi esperienze straordinarie. Tal canton de queste elettroniche investit, pares la possibilità di mandare un vostro video simpatico in là che o recitai su une filistrocchie, une canzone, o non sfasei su une dediche. Per finì, poi più grandi, saranno metodi sinon de piccoli intervistis per promuovere il plurilinguismo. Venga stai per capire l'importanza di doprare più lingue in chiesa. Questo anton si chiamerà Cresci con più lingue. O scontarai anche qualche storiute e una volta al mese non stai a piardisi una rubrica speciale dal titolo Master Covo Furlan. E come stai spietando nonno Dario? Mi aveva detto che arrivava a 4:30, ma non l'è anche mocca. Speri che non sia di succeduto noi. Non vi ho l'ora di viodilo. Alle di disdis che non lo vi ho tagliare lati in Argentina. E non vi ho l'ora di chiantare con lui. Mi ha impromettuto che mi porta con sé anche la chitarra. Dai, nonno Dario. Lo so. Mandi, Dario. No, alle di un'ora che ti spieti. Intanto ne bussate ai miei frutte. Tu hai capito, Daria, niente, hai capito. O sono stato, o sono stato in Argentina, o sono tornato, o sono anche molto instupidito, per dire che sono un 400 coris di cambio. A succede o mi sveglio di notte, o guardi di, mi ero impisolato un momento per ore il sofà, però non potevi mancare a un appuntamento importante come quel caso. Non dentro in chiesa con chiantin le tue canzoni. Lei non vuole le chitarre Sì, e dopo sì, ho facile cantare. Hai tirato fuori proprio te vuoi un diario in là che hai chiatato che fotografie di quel Nadal che tutti attorno dal fogolaro vi inchiantati le stesse canzoni. E c'è emozione quando tu non sai dedicare che di Nadal. Ricordami le speraulis. E mi ricorda che lei fate tanti anni fa, che di Nadal, ma siccome alle Nadal ogni anno era buone una volta e gli buone anche voi. Le speraulis sono semplici che creano l'atmosfera giusta di una serenità, di una speranza per il Nadal. Odor di feste, odor di pace, suona una musica e tutta al tas. E anche il più triste. Triste? Sì. Se vuole di triste, isal per caso un calè avvelit, malinconico? No, ti spieghi. Non è triste come in italiano, no, è proprio cattivo. Un qualche pel tal cur si dice, capisci? E naturalmente è dice cantate che salpasse per chi, anche il più triste, di sicuro sarà un cur si fermi a sentire.
Buon Nadal tal nostri cur e alla speranze che mai no mur. A Passarute e a Chiultin a fit, il nid de Sisile par sei a sotet. E si eggiavade la plume pui biele, par metti il frutin, i pastors e la stele. Buon Nadal tal nostri picciul, al nono vecchio e al frut sul niciul. Buon Nadal tal nostri cur e alla speranze che mai no mur. Ma spieghimi ben, c'è robeise il niciul. Il niciul è l'altalena, la che i frus si dondolin, non che i piccinins in particolare, e che giuin. Mi puoi dire che canta le canzoni per placer? Di Nadal? Sì. Ben se tu le chianti con me. Prima tu le chianti sdome tu, dopo le chianti con te. Odor di fieste, odor di paz, suone une musiche e tutt'altas, e anche il pui trist sal passe parchi, salsa di un cur, lui si ferma a sentire. Buon Nadal tal nostri picciul, al nono vecchio, al frut sul niciul. Buon Nadal tal nostri cur e alla speranze che mai no mur. La Passarute e a Chioltin a fit, il nid de Sisile par sei a sotet, e si eggiavade le plume pui biele, par metti il frutin, i pastors e la stele. Buon Nadal tal nostri picciul, al nono vecchio, al frut sul niciul. Buon Nadal tal nostri cur e alla speranze che mai no mur. Buon Nadal, buon Nadal, buon Nadal, buon Nadal. Fasin un gioc. Viodin se tu ses bon di chiatà il fruttin, ven a stai Gesù bambin, ta ches disen in 20 seconds. Ses tu pronta, Cirilu? Vie! Lu avevi studiato? Brav! Circumò i pastors dal stesso disegno in 15 secondi. Sei tu pronto? Via! Io avevi studiato? Brav! E per finire, prova a chiatare la stelle comete dal stesso disegno in 10 secondi. Via! Le avevi studiatate? Brav! Come? Se tu sei buon di lei, chiantile con no. Supponono Dario chiantinle insieme. Anche mo? Sì. Odor di fieste, odor di paz,
suone une musiche e tutt'altà e anche il più triste se al passe parchi salsa vive un cor lui si ferma a sentire Buon Natale al nostri picciul, al nonno vecchio, al fruzzul nicciul. Buon Natale al nostri cur e alla speranza che mai non muore. La passarute e a chioltina fine il nid decisive pare sia sotto e si è chiavate la plume pui biele parmetti il fruttin i pastor se la stelle Buon Natale al nostri picciul, al nonno vecchio, al fruzzul nicciul. Buon Natale al nostri cur e alla speranza che mai non muore. Buon Natale, buon Natale. Buon Natale, buon Natale. Come nonno Dario, scommenso il mio cartone animato preferito. Resta qua con me che lo vedo in una televisione. Resti tu? Beh, non resti, sarei di vio di momentinho il cartone Sì, animato, mi sì, piace dai, anche a ti me, prego. sa tu. E come? Volete imparare qualche parole in diversi slenghis? Par furlan, stelle comete. Par talian, stella cometa. Par inglese, the star of Bethlehem. Par furlan, Nadal. Par talian, Natale. Par inglese, Christmas. A Pasche e a Nadal. Al screo ogni basoal. Allora di che alle facili vistissi ben dometes fiestis importantis. Mandi vigli. Sasto c'è che mi è succeduto, voi? Voi, alle passate a chiatami in te chiasute? Nonno Dario. C'è mo Dario cui? Dario Zampave. Lui è un dei cantautori più conosciuti preseassi in Friuli. Pensa, in 30 anni di carriera ha venduto più di 150.000 dischi. E tutti furlans lo hanno conosciuto, tanto che bravo presentatore di diverse trasmissioni televisive in lingue furlane per Telefriuli. Ieri tanto seneose di vio di lui. Non lo vedevi di dis per via cagliere là in Argentina. Insieme ho cantato una delle sue prime canzoni dal titolo Nadal. Ogni volta mi fa emozionare. Spero che torni a chiatarmi e spero di tornare a cantare anche la di Nadal con lui e la mia famiglia. Ducchi a tor dal fogolare, come una volta. Come vai a dormire? Sono tanto stanca. Mandi vigli. Mamma. Se stu bon di fevelà par furlan, mande un tuo video simpatico in dula che tu nos mandi su une dediche, un pensiero, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 814 oppure a maman@tvstar.com. Vive
Ci fan tu su che vi, i manghi pane cacuris, spieghi me marit era in Francia, a comprare un malerance, per presa bimba negra, a presa gente vat. E cum au frus, clamai donde ai vostri genitors ca le al parlor. Qualche piccolo consei par cresius cum plui lenghis. I maggiori vantaggi del bilinguismo, come ha dimostrato la ricerca, sono diversi. Per esempio, un bambino bilingue capisce meglio come funziona il linguaggio in un modo spontaneo, quindi è più sensibile ai suoni, alle parole, alle frasi delle lingue che sente, e questo lo rende più capace di imparare altre lingue, quindi una terza lingua, una quarta lingua è molto più facile per un bambino bilingue. Non solo, ma lo rende anche più in grado di capire meglio la lingua di maggioranza. Poi ci sono altri vantaggi al di fuori del linguaggio. Per esempio, un bambino bilingue è più consapevole che gli altri possono avere una prospettiva diversa dalla sua, quindi è più sensibile agli altri punti di vista. Questo perché deve scegliere la lingua giusta a seconda della persona con cui parla. E poi ci sono vantaggi dal punto di vista dell'attenzione, di come si presta attenzione ai compiti, alle cose che si stanno facendo. Un bambino bilingue è più capace di prestare attenzione selettiva e di ignorare, non lasciarsi distrarre da informazioni irrilevanti. Ieri va della giornata, rasarimo un'eridate, con bravura io t'aldis, chiami ad un parente amis, tutti insieme in vecchiazzute, ascoltaremo une storiute, conti trucs e mostri, ogni dì si fa così, tutto primiero gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontano.